del Piave oggi l'autopsia sul corpo di Anica Panfile. Il giallo si infittisce, dall'esame sarebbero emerse ferite alla testa compatibili con un corpo contundente. Malore all'ingresso del casello autostradale di Treviso Nord. Medico dell'ospedale di Conegliano muore al volante a 55 anni nello scontro con un'altra vettura, ferite 3 donne, tra cui una in gravidanza. Tragedia nel torrente Aurino in provincia di Bolzano, si ribalta con il kayak, morto il campione di Meolo Massimo Benettone, era stato meccanico per molti anni alla Pinarello. Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e collaboratori in nero, raffica di controlli in tutta la provincia di Treviso, sospese 6 ditte e sanzioni per 230.000 euro. All'indomani dell'audizione in Senato sull'autonomia, il presidente Zaia ribadisce modello di modernità e nel sondaggio di SVG rimane il governatore più gradito con il 69% dei consensi. Il drammatico appello delle case di riposo per la carenza di operatori sociosanitari, esodo degli OSS verso gli ospedali, una situazione che rischia di diventare esplosiva. Domani vertice in regione. L'arrivo in Veneto del Giro d'Italia accolto con eventi e grande entusiasmo, festa rosa da Bassano del Grappa a Caorle passando per la Marca, vittoria al photo finish del padovano Alberto Dainese. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. In primo piano la tragedia del Piave, oggi l'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la donna ritrovata morta domenica all'ora di pranzo. Il giallo si infittisce, sarebbero emerse ferite alla testa compatibili con un corpo contundente. L'autopsia sul corpo di Anica Panfile avrebbe riscontrato delle ferite alla testa compatibili con un corpo contundente. La donna non sarebbe morta per annegamento. Questo potrebbe aprire nuovi scenari. Cos'è accaduto giovedì scorso, quando nel primo pomeriggio la 31enne è scomparsa senza far ritorno a casa. Il suo corpo è stato trovato da un pescatore sul Piave a Spresiano. Le indagini dei carabinieri per ricostruire le ultime ore della donna, le ferite trovate sulla zona occipitale, il taglio sul viso. La donna potrebbe non essere morta per un gesto volontario. Se così fosse, si aprirebbe un nuovo fascicolo, quello di omicidio. L'esame autoptico eseguito dal dottor Antonello Cirnelli dovrà dare risposta ad una domanda fondamentale: come è morta Anita? Più passano le ore e più il mistero si infittisce. La 31enne, mamma di 4 bimbi piccoli, 3 vivono in Romania, la più piccola invece con lei, il compagno. Lavorava come donna delle pulizie in alcune abitazioni. A dare l'allarme è stato proprio il compagno, non vedendola rientrare a casa. Subito i carabinieri di Treviso e la prefettura hanno fatto scattare le ricerche. Il tragico epilogo domenica. Nulla è stato escluso fin da subito. Ora si attendono gli esiti dell'esame autoptico e le indagini dei carabinieri. Tragedia in A27 al casello di Treviso Nord, a perdere la vita il dottor Biagio Polverino, 55 anni, medico dell'ospedale di Conegliano, ferite in modo lieve 3 donne. Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed ha centrato un'altra vettura. Dramma al casello autostradale di Treviso Nord, poco dopo le 13, a perdere la vita il dottor Biagio Polverino, medico nefrologo all'ospedale di Conegliano. Stava entrando in A27 quando è stato colto da un malore. Secondo una prima ricostruzione della polizia autostradale intervenuta sul posto, il medico è riuscito a fermare la macchina prima di accasciarsi sul volante, ma l'auto, forse per il cambio automatico o per il piede rimasto sull'acceleratore, è ripartita colpendo un'altra vettura sulla quale viaggiavano 3 donne rimaste ferite. Una aspetta un bimbo, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i medici del SUEM e i vigili del fuoco. La notizia della morte improvvisa del dottor Polverino, 55 anni, originario di Napoli ma da tempo residente nella Marca, ha lasciato sgomenti i colleghi dell'ULSS 2. Il cordoglio del direttore generale dell'azienda sanitaria. Il cordoglio va alla moglie e ai figli del dottor Polverino, una persona squisita, un professionista molto qualificato, un nostro nefrologo che aveva anche l'unità operativa semplice. Lui era anche un ottimo ecografista, lavorava da 12-13 anni all'ULSS di Conegliano, ancora alle vecchie ULS 7, ed era una persona proprio brava, preparata, qualificata. Era all'aiuto del nostro primario, dell'attuale primario, è sempre stato amato ovviamente dal personale, ma soprattutto chiaramente da chi era in dialisi, quindi dai pazienti.
Una comunità sotto shock, quella di Meolo, dove Massimo Benetton, campione di kayak, era nato ed aveva vissuto la tragedia ieri sera sul torrente Aurino in provincia di Bolzano. Benetton era stato meccanico per molti anni alla Pinarello. Era la sua passione da sempre, quando poteva usciva in kayak. Campione di questo sport, Massimo Benetton, 55 anni, è stato uno dei pionieri del kayak freestyle, dopo aver fatto parte della nazionale nella disciplina della discesa. Il 55enne veneziano si era trasferito da qualche tempo a San Candido. La tragedia è avvenuta la scorsa sera. L'uomo, assieme ad alcuni amici, hanno deciso per un'uscita sul torrente Aurino. Ad un tratto è accaduto il dramma. Il kayak si è capovolto. A dare l'allarme intorno alle 21 i compagni di escursione che avevano perso di vista l'amico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che poco dopo hanno recuperato il 55enne dalle acque. Lo hanno consegnato agli operatori del SU M118, che hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte, ma il cuore di Massimo Benetton ha smesso di battere poco dopo. La notizia ha raggiunto subito la comunità di Meolo, paese d'origine del campione e zio dell'assessore comunale Alice Benetton. Il ricordo del sindaco Daniele Pavan. Massimo Benetton era appunto un uomo solare che aveva fatto della sua passione poi anche il suo lavoro, in quanto era praticamente un costruttore di kayak e comunque amante dello sport, e il fatto ci ha lasciati tutti quanti stupiti, senza parole purtroppo, e quindi anche a nome della comunità intera meolese rivolgo alla famiglia Benetton le condoglianze più sentite. Il paese si è stretto al dolore della famiglia, che in queste ore si è recata a San Candido per le formalità di rito. L'amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, è a disposizione per qualsiasi necessità. Ed ora è il caso della giovane hostess di Resana arrestata in Arabia Saudita. Sul caso è intervenuto oggi il ministro degli esteri Tajani. Mi sono interessato alla vicenda parlando subito con le autorità saudite. Abbiamo avuto una risposta positiva. Il console è andato a visitarla, il padre l'ha sentita. Così il ministro Tajani, rispondendo ad una domanda appunto sull'hostess fermata in Arabia Saudita. Bisogna evitare che inizi il processo, ha detto il ministro, non è un caso facile, ma lei sta bene ed è seguita costantemente dal consolato e da Roma. Faremo tutto il possibile per una soluzione della vicenda. Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e collaboratori in nero. Raffica di controlli dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro in tutta la provincia di Treviso, sospese 6 ditte ed elevate sanzioni per 230.000 euro. C'è il centro massaggi cinese a Susegana con 2 addette non in regola e diverse violazioni in materia di sicurezza, l'autolavaggio a Ormelle con un lavoratore in nero, carenze sulla sicurezza e lavoratrice non in regola anche in un negozio di parrucchiera a Montebelluna, e poi ancora violazioni nel settore edile. In un cantiere a Roncade sono state sospese 2 aziende che stavano lavorando senza aver redatto il piano operativo di sicurezza, oltre a svolgere lavorazioni in quota senza predisporre idonei sistemi di protezione. A Castello di Godego gli operai lavoravano sul tetto di una casa per installare pannelli fotovoltaici senza che fossero stati predisposti sistemi di protezione per evitare le cadute. Anche in questo caso sospensione per l'azienda. È un vero e proprio bollettino di guerra quello che emerge dal bilancio delle attività di controllo del nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri, con la collaborazione dell'arma territoriale dell'ispettorato del lavoro di Treviso. Nel corso del controllo, che ha interessato l'intera provincia, sono state sospese complessivamente 6 attività imprenditoriali e sono state individuate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, elevate sanzioni per 230.000 euro. Plaude ai controlli la CGIL. Benvengano, dice il segretario generale Mauro Visentin, a tutela dei lavoratori e delle aziende che operano correttamente. Vorrei dire che dopo aver chiesto invano per tanto tempo che ci siano delle strutture che funzionano, che ci siano le maestranze per fare i controlli, quando i controlli si fanno si trovano anche le situazioni di criticità e soprattutto si mettono in sicurezza i lavoratori e anche le imprese serie.
Ancora a cronaca, sorpreso dai carabinieri durante un controllo su strada, la guida di un'auto in via Santa Bonanuova a Treviso con a bordo un amico. Sul tappetino della macchina residui di hashish. La perquisizione a casa del giovane, un 19enne italiano della zona incensurato, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 40 grammi di marijuana più 50 di hashish e quasi 2.700 euro in banconote di vario taglio, ritenuto verosimile provento di attività illecita. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tentativo di estorsione nei confronti del calciatore Mario Balotelli, condannato l'avvocato di Asolo Roberto Imparato. Sexy ricatto a Mario Balotelli. Preferisce non rilasciare dichiarazioni l'avvocato asolano Roberto Imparato fino a quando non si conosceranno le motivazioni della sentenza di condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere e 80.000 euro di risarcimento emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza. La vicenda risale a quasi 6 anni fa, quando il bomber vestiva la maglia del Nizza ed aveva una relazione con una giovane bassanese, all'epoca 17enne. La ragazza sarebbe stata spinta dal legale a muovere un'accusa per violenza sessuale, caso poi archiviato. A quel punto sarebbe scattato il tentativo di estorsione ideato dall'avvocato nei confronti del calciatore, 100.000 euro in cambio del silenzio, minacciando altrimenti di spifferare la notizia ai media. Balotelli però è passato al contrattacco, denunciando sia l'avvocato che la ragazza. Ieri la sentenza di primo grado con la condanna di Imparato, 2 anni e 3 mesi oltre agli 80.000 euro di risarcimento al calciatore. L'appello ora per un anziano scomparso. Non si hanno più notizie di Girolamo Tonet, 83 anni, lo vedete nella foto. Nel pomeriggio di ieri si era allontanato dalla propria abitazione a Treviso, in zona Restera. Il signor Tonet è alto circa 1,70 m, capelli radi bianchi e pizzetto, occhi grigio chiaro. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni della tuta blu, una camicia di pailla a quadretti sui toni del marrone e ciabatte. Chiunque lo ha visti o possa fornire informazioni utili alle ricerche che sono in corso in Restera da oggi è pregato di avvisare il 112. 2 ordigni bellici ancora attivi risalenti alla Prima Guerra Mondiale trovati oggi nella Marca, il primo a Treviso in via Malevista, il secondo a Villorba in località via Caldi Maserada a ridosso del lago Mosole. In entrambi i casi a chiamare le forze dell'ordine i proprietari dei terreni nei quali gli ordigni sono stati rinvenuti. Intervenuti a Treviso, allertati dalla polizia, gli specialisti del 3° Reggimento Guastatori di Udine, che successivamente si sono recati assieme ai carabinieri di Villorba in via Caldi Maserada. Gli ordigni sono stati messi in sicurezza e trasportati in un luogo idoneo al brillamento nella cava inerti Mosole a Camalò di Povegliano. Ed ora torniamo a parlare di autonomia. All'indomani dell'audizione al Senato, il governatore Zaia torna a parlare di autonomia, governatore che proprio oggi è risultato dal sondaggio SVG il più amato d'Italia. Dopo la giornata di ieri sull'autonomia con l'audizione a Roma in Senato, il presidente della regione Luca Zaia oggi a Vicenza è tornato sul tema, rilanciando sul percorso compiuto dal governo in 100 giorni. Questo governo peraltro ha accelerato, direi che ci sono tutti i presupposti e lo dico volentieri qui da voi, cioè Rete Venete e Antena 3, perché voi ne avete fatto una campagna di civiltà sull'autonomia, questo è innegabile. E torna a ribadire la posizione alla base del progetto sull'autonomia. L'importante è dire ai cittadini che noi non siamo qui per proporre un progetto secessionista, non siamo qui per proporre un progetto che intacca l'unità nazionale, siamo qui per proporre un modello di modernità, che è quello della responsabilità, che è quello dell'autonomia. Farei una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che è la stessa roba, forse qualcuno si adegua un po' di più. Infine una parentesi sul gradimento che emerge nei suoi confronti da un sondaggio effettuato da SVG, che lo colloca al primo posto come il governatore più gradito in Italia, con il 69% dei consensi. Sondaggio che piazza nel ranking dell'operato dei presidenti di regione al secondo posto Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna e Massimiliano Fedriga del Friuli a pari merito con il 64%, seguiti da Vincenzo De Luca con il 49%. Le statistiche, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Ringrazio SVG, ringrazio chi ha risposto bene,
però insomma il mio sondaggio è essere in mezzo alla gente e vedere che la gente mi vuol bene, quindi grazie. Ovvio non dipende solo da me ma da tutta la mia squadra e dal lavoro che stiamo facendo. Il drammatico appello delle case di riposo per la carenza di operatori sociosanitari, una situazione che rischia di diventare esplosiva. La maggior parte del personale formato quest'anno probabilmente lascerà le RSA per andare a lavorare negli ospedali. La questione verrà affrontata domani in un vertice in Regione. Carenza di operatori sociosanitari, un problema annoso che sta diventando drammatico nelle RSA del Veneto, dove si sta vivendo un vero e proprio paradosso. La decisione presa per primi proprio in Veneto di professionalizzare ulteriormente gli OSS attraverso un percorso formativo che li qualifichi anche per le prestazioni sanitarie rischia di svuotare del personale le case di riposo. In queste settimane vediamo che a livello nazionale si sta studiando un provvedimento per cui questi operatori così formati rientreranno a pieno titolo anche nel sistema della sanità. Noi rischiamo di aver formato operatori sociosanitari con assistenza complementare e di vederli e di salutarli. Il grosso investimento fatto dalle case di riposo per questa tornata formativa rischia perciò non solo di essere vano, ma di drenare ulteriore personale verso gli ospedali più attrattivi economicamente delle cooperative e delle IPAB. Questo oggi è un dramma, perché se sugli infermieri, un po' tirandola con le deroghe che ci hanno permesso di portare infermieri stranieri nelle nostre strutture, e in Veneto siamo circa tra le 4 e le 500 unità, la stessa cosa non è per gli operatori. Oggi in Veneto mancano 3.000 operatori e credetemi, trovare 3.000 operatori all'estero, dove peraltro questa figura non è contemplata, la gente deve cominciare a pensare che più di qualcuno dovrà attrezzarsi perché gli anziani non troveranno risposta nelle nostre strutture. Il 26 maggio è stato proclamato lo sciopero nazionale degli sindacati Fisi e USB, possibili disagi nella raccolta dei rifiuti. In riferimento al porta a porta si segnala la cittadinanza da parte di Contarina che il contenitore deve essere ritirato entro la giornata anche se non svuotato. Eventuali raccolte non eseguite, comprese le eccedenze, verranno svolte nei successivi turni di raccolta ordinari come da calendario. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso, i 140 anni della latteria di Soligo festeggiati oggi pensando agli alluvionati dell'Emilia Romagna. 2 guerre mondiali, un incendio di queste dimensioni molto devastanti, fa sì che ci sono stati dei momenti difficili, ma in questo momento il mio pensiero va all'Emilia Romagna. Io sono un agricoltore, a quegli agricoltori dell'Emilia Romagna. Latteria di Soligo taglia il traguardo dei 140 anni dalla sua fondazione nel 1883, una lunga cavalcata costellata di eventi positivi e negativi, ma sempre contrassegnata dalla vocazione alla reciproca solidarietà tra soci e non solo, e lo sguardo va per forza di cose ai territori alluvionati. Io sono un agricoltore, a quegli agricoltori dell'Emilia Romagna, a quelle abitazioni, quelle case, quelle industrie che sono andate sott'acqua. La latteria di Soligo, come in altre occasioni che l'hanno fatta nel Veneto, ma non solo, farà la sua piccola parte per dare una mano agli abitanti dell'Emilia Romagna, perché lì abbiamo anche il nostro cuore, abbiamo dei consumatori nell'Emilia Romagna, abbiamo dei fornitori dell'Emilia, specialmente della Romagna, e questo noi facciamo la nostra parte. Un giorno di festa, però anche un giorno di ricordo per loro. Il Consiglio di amministrazione, spiega il Presidente Brugnera, deciderà che stanziamento prevedere. Non sarà soltanto che simbolica, ma sarà una cifra che con la nostra capacità che abbiamo possiamo fare qualche cosa per l'aiuto di queste zone. Io credo che la solidarietà ci deve essere, perché vuol dire che se manca questo spirito contiamo poco. Settore lattiero caseario che tra Covid e crisi internazionale ha sofferto molto, ma ora, dice Brugnera, è tempo di ritornare alla normalità. La difficoltà che abbiamo è sempre l'instabilità, costi molto elevati ancora delle materie prime, consapevoli che bisogna andare verso il consumatore. Viviamo un momento che i prezzi si stanno abbassando, le energie elettriche si stanno abbassando e
penso che un po' alla volta anche il prezzo del latte dovrà trovare un posizionamento più favorevole al consumatore. La trasformazione deve fare la sua parte, ma anche le vendite e la grande distribuzione deve fare la sua parte, perché non si può speculare nella gente. La 17ª tappa del Giro d'Italia, ora Pergine-Valsugana, che oggi ha attraversato anche la Marca, e domani tutto è pronto per la partenza da Oderzo con diverse ordinanze di chiusura e parcheggi straordinari. Vediamo. Sono da poco passate le 16, gli applausi a bordo strada accolgono la carovana rosa lungo la Treviso Mare, qui l'accoglienza all'altezza di Vaglio. Da Pergine Valsugana parte la fuga verso la pianura. Abbastanza come frecce, quindi faremo fatica anche a vederli, a conoscerli. Però sempre il Giro? Sì, sempre il Giro, sempre un bel Giro. Doveri da appassionati sono questi, non ce ne sono di più. Ci siamo presi una giornata libera, no? Apposta, dato che siamo anche pensionati, ecco. Si può fare. Siamo tifosi, poco, del Giro d'Italia. Comunque è un evento. Lei ne avrà visti tanti di giri? Sì, troppi anni. E questo chi lo vince secondo lei? È più forte, vince. Alle 17 riapre la circolazione lungo le strade della Marca, attraversate dal Giro riaprono i caselli autostradali Treviso Sud, Meolo Roncade. Intanto è Oderzo a prepararsi per ospitare la partenza della 18ª tappa. Piazza Grande, ore 12:20, 161 km con 3.700 metri di dislivello. Diverse le strade chiuse, pronto un piano parcheggi con servizio navette per i più lontani. Cambia l'accesso all'ospedale. L'accesso all'ospedale non potrà essere dall'accesso consueto davanti in via Luzzatti, ma ci sarà l'accesso da via Altinate da dietro, in modo da non interferire, quindi l'apertura e l'accessibilità all'ospedale c'è sempre. Ovviamente le ambulanze possono passare comunque e ovunque, e comunque per il pronto soccorso, per l'accesso privato all'ospedale si entra da via Altinate dall'altra parte. E quindi tutto è pronto, il comandante sta coordinando circa 200 volontari, oltre ai nostri vigili. In Piazza della Vittoria il villaggio degli atleti, la passerella per la città lungo via Roma, via Dalmazia, via Luzzati, davanti all'ospedale, via Garibaldi, via Umberto, e giù di nuovo in piazza per un secondo passaggio sotto al Torresin. La corsa partirà una volta imboccata la Cadore Mare. Decine di eventi culturali correlati, associazioni sportive in campo insieme ai commercianti che hanno allestito le vetrine. In occasione della 17ª tappa del Giro, Monastier si è colorata oggi di rosa e verde per un evento unico ed inclusivo, presenti anche il campione Davide Cassani e Paolo Belli. Il Giro è una grande festa, no? Un modo proprio anche per stare insieme, per pedalare insieme. Tra l'altro il Giro è una formula straordinaria perché abbiamo la bicicletta pedalata assistita, quindi non ci sono barriere di nessun tipo e abbiamo la possibilità di respirare l'aria del Giro. Il Giro è un modo anche per sensibilizzare le persone allo sport. L'uso esclusivo di biciclette da corsa pedalata assistita fanno sì che chiunque possa parteciparvi. Inclusione, assenza di barriere architettoniche e sostenibilità, i capisaldi del Giro è. Un'occasione per vivere il Giro d'Italia in modo non agonistico. A sostegno del Giro anche il cantautore e conduttore Paolo Belli. Il Giro d'Italia è forse la cosa più importante che ci sia dal punto di vista popolare, perché è uno sport che arriva in mezzo alla gente, e se nel mio piccolo posso dare un contributo a far sì che qualcuno possa star meglio, possa sorridere, possa star bene, possa passare una giornata felice, soprattutto persone che sono qua oggi e che pedaleranno con noi, anzi saranno loro che dovranno aiutare me, perché io sto al ciclismo come Bob Marley stava al valzer, però se posso regalare un po' di spensieratezza vale la pena essere venuti al mondo. 17ª tappa partita dal centro di Monastiere e arrivata a Caorle per un percorso totale di 66 km. Anche alcuni sindaci del territorio della Marca hanno deciso di essere presenti per portare la loro solidarietà mettendosi in gioco in prima persona. Dopo un primo riscaldamento collettivo hanno partecipato alla corsa il primo cittadino di Preganziol Paolo Galeano e il vice sindaco di Monastiere Stefano Dussin.
Monastieri insieme a Silea, Ponte di Piave, Meolo, Preganziol, San Biagio di Callalta, tutti insieme per questa pedalata, diciamo che è la pedalata anche del cuore, il Giro d'Italia. Il Giro è davvero inclusivo perché assieme, e ringrazio la collega del Comune di Monastier, Paola Moro, ha potuto portare anche questa esperienza di questi ragazzi che hanno fatto tappa l'anno scorso in Emilia, oggi sono qui e vivranno anche loro questa esperienza, perché l'inclusione non dobbiamo solo dirla, dobbiamo farla, e questo è il modo più bello per poterla fare anche assieme a tutti i colleghi. Ed ora il sogno divenuto realtà della signora Roberta, un giro in gondola a Venezia sorseggiando un drink. Eccola Roberta Garbin, 71 anni, arriva in Piazzale Roma poco prima delle 11 per realizzare il suo sogno più grande, quello che desidera da sempre, visitare il capoluogo del Veneto, Venezia. Era il mio desiderio quello. Cosa le piace di Venezia? Piazza San Marco. Venezia con i suoi simboli la affascinano da sempre. Ecco allora che il suo sogno si trasforma in realtà facendo prima un giro in gondola. Roberta adora anche i gondolieri. E seduta nel salotto buono della città finalmente può anche sorseggiare il suo aperitivo preferito. È il mojito. E si realizza il sogno di Roberta. Evviva! Evviva! Una vita difficile questa di Roberta. Nata a Semonzo del Borso del Grappa a 13 anni, viene ricoverata in una struttura a Milano, da dove però dopo un po' scappa per ritornare dalla sorella Giuliana nel suo paese natale. Quindi da qui le cure in una nuova casa di riposo, stavolta a Valdobbiadene. È il 1972. Roberta ha soltanto 20 anni. Oggi, dopo aver perso la sorella, morta da poco, il suo sogno è diventato reale grazie al consigliere regionale Razzolini, che ha saputo della sua storia. È uscito un articolo su una rivista locale e quell'articolo l'ha letto in realtà mio papà, che ha detto perché non esaudire questo desiderio, visto che la signora ha molto piacere. A Venezia con Roberta anche il primo cittadino di Valdobbiadene. Questo desiderio viene esaudito oggi e la signora Roberta è molto emozionata, però siamo tutti emozionati perché tutti ce la ricordiamo nei suoi 50 anni spesi in casa di riposo. Finalmente oggi Roberta ha realizzato lo sperato giro in gondola a Venezia, sorseggiando il suo mojito. E tanti auguri anche alla signora Elisa Marangon in occasione del suo 100° compleanno a Zero Branco. Ieri è stata festeggiata dall'amministrazione comunale, da sempre residente in paese. La signora Elisa ha ricevuto la visita del sindaco Durighetto al centro servizi per anziani, residenza Santa Maria de Zairo, dove i parenti, Elisa non ha avuto figli ma è attorniata dall'affetto dei molti nipoti e pronipoti, assieme alla dirigenza e agli ospiti della struttura che hanno organizzato uno speciale momento di festa, un mazzo di fiori ed una targa celebrativa, l'omaggio che l'amministrazione comunale ha consegnato alla concittadina assieme ad una pergamena con la riproduzione del suo atto di nascita originale. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Abbiamo visto la traversata del Giro d'Italia nella Marca, domani la 18ª tappa che attraverserà il Bellunese, tutto pronto quindi per questa tappa che partirà da Oderzo per arrivare in Valzoldana, mentre venerdì poi ci sarà la ripartenza da Longarone con l'arrivo al rifugio Auronzo alle 3 cime di Lavaredo. Sono attese migliaia di persone per quella che molti sindaci definiscono una promozione territoriale che va ben oltre il passaggio dei ciclisti, anzi, afferma il presidente della provincia di Belluno Padrina, andrà a beneficio dello sviluppo territoriale e turistico dell'intera provincia. Grande attesa dunque nei comuni addobbati a rosa che saranno attraversati dalla manifestazione che si promette anche qui di regalare grandi emozioni. Nel frattempo si sta preparando la macchina per la gestione dell'assistenza medica durante tutto l'evento, presentata questa mattina all'Uls 1 Belluno Dolomiti. Sentiamo.
Doppia tappa, doppio impegno per l'azienda sanitaria locale SUEM 118 in vista dell'arrivo del Giro d'Italia che transiterà sul territorio bellunese a partire da giovedì per l'arrivo a Palafavera della tappa numero 18 e ripartirà da Longarone il giorno successivo con arrivo alle 3 cime di Lavaredo. Sono attesi più di 170 corridori, 150 automezzi e altre centinaia tra personale addetto alla corsa e forze dell'ordine, a cui ovviamente si dovrà aggiungere il pubblico. Numeri che danno quantomeno un'idea della potenziale complessità della gestione di eventuali emergenze sul piano sanitario. Un impegno importante che naturalmente l'ULSS 1 di Belluno è integrato a questo impegno con il CREU, quindi dottor Trilò per Belluno, dottor Rosi per il CREU, insieme una grande squadra per dare la migliore assistenza possibile al Giro d'Italia in queste 2 tappe. Un'opera di gestione monumentale da parte dei sanitari che saranno presenti con 35 mezzi, 126 membri del personale tra medici, infermieri e volontari e numerosi presidi ospedalieri avanzati per garantire una risposta a tutte le esigenze di natura sanitaria urgente che si possano presentare durante lo svolgimento della manifestazione, con alcune criticità particolari rispetto alle scorse edizioni. 2 tappe molto impegnative, una, quella di domani giovedì, prevede l'arrivo in Val di Zoldo dove non abbiamo ospedali, quindi abbiamo immaginato, grazie anche alla collaborazione con gli enti di volontariato, la presenza di un posto medico avanzato all'arrivo. L'altra è il tappone finale di venerdì che prevede l'arrivo a Misurina e a Rifugio Auronzo, se il tempo lo consentirà, strade a fondo cieco per le quali anche qui abbiamo pensato di installare 2 posti medici avanzati in modo da garantire un primo intervento a eventuali infortuni, malori o traumi già sul posto. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Belluno ha coinvolto le forze dell'ordine che hanno partecipato a diversi incontri nelle scuole superiori sul tema della legalità. A scuola con le forze dell'ordine è presentato stamani a Palazzo Rosso il bilancio dell'attività di formazione che ha visto impegnati gli assessorati alla scuola e sicurezza e le più alte cariche locali della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che in un periodo compreso tra dicembre e maggio hanno incontrato più di 200 ragazzi degli istituti superiori del Bellunese per affrontare e approfondire assieme i temi della legalità, tra cui in particolare quelli relativi al consumo di droga, all'uso e le dinamiche derivanti dai social network, bullismo e cyberbullismo nel periodo post-pandemia. Sono fermamente convinta che ci debba essere questa connessione forte tra scuola e il territorio. Tutto il territorio, nell'ottica di quella che noi chiamiamo città educante, deve collaborare nella formazione e nell'educazione dei nostri ragazzi, non parlando di regole che devono essere imposte, ma facendo capire loro come le regole sono cose da condividere che ci fanno vivere meglio. Un approccio non strettamente accademico nel senso tradizionale del termine, ma interattivo e dialogante, dove alla presentazione di casi concreti sono state avviate discussioni a cui gli studenti hanno potuto prendere parte, così da stimolare il processo di educazione e sensibilizzazione ai temi della legalità e alla prevenzione di comportamenti delittuosi. È stata una risposta veramente interessante, una risposta significativa, non erano assolutamente passivi rispetto a questa iniziativa. È stata sviluppata, come dire, un tema di coscienza e consapevolezza su questi temi che abbiamo affrontato in un progetto di educazione alla legalità molto profondo, molto interessante. È tutto, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est con il nostro meteo. Arrivederci, una buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile, il tempo migliora, anche se non è esclusa ancora qualche pioggia. Il dettaglio di giovedì 25 maggio. Sul Veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione, specie sul Veronese, ma localmente anche sulle Alpi. Andrà migliorando con il passare delle ore. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.
Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece intorno ai 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi, poi con il passare delle ore in attenuazione. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.